Amici di Calcio Padova TV, ben ritrovati. Questa sera è il derbissimo di Padova, ottava giornata del campionato di C1. Si affrontano qui al Palagozzano Petrarca Padova contro Padova Calcio a 5 per quello che è il primo derby del campionato. In realtà è il secondo derby della stagione, perché come ricorderete in precampionato le due squadre si affrontarono in Coppa Italia con la vittoria dei biancoscudati. Questa sera si gioca ancora al Palagozzano, ma in casa del Petrarca, e può essere una serata importante per entrambi, perché se il Petrarca sta viaggiando nelle zone basse della classifica, il Padova potrebbe cambiare volto al proprio campionato con una vittoria che lo rilancerebbe nelle zone alte della gradatoria. A fianco a me per il commento della serata Stefano Volpe. C'è molta attesa, molta rivalità fra le due squadre e quindi ci aspettiamo, se non altro, un bel derby, poi vinca il migliore. Sì, palazzetto pieno come in occasione della Coppa Italia. Questa è la cosa più bella, anche perché il pubblico si fa sentire. Non sembra di essere una Serie C1 di calcio a 5. Questa è comunque una cosa bella, perché giocare davanti a tanta gente entusiasta dà qualcosa di più, sia ai giocatori in campo ma sia a chi commenta e a chi vede la partita. Avremo modo nel corso della partita di rendervi conto di quella che è la situazione della classifica generale. Nel frattempo è quasi tutto pronto per dare il via a questo derby. Anche questa sera Palagozzano gremitissimo, e avrete modo anche di sentirlo dagli effetti sonori. Molto acceso il tifo di parte biancoscudata, un po' più pacato quello petrarchino. È tutto pronto. Si tarda ancora nei preliminari, vediamo che gli arbitri si accertano che anche in panchina sia tutto a posto. Partiti, è iniziato il derby di C1 fra Petrarca e Padova Calcio a 5. Da sottolineare che per questa occasione il Padova dovrà fare a meno. C'è subito un'occasione intanto per il Petrarca con questa azione di Bouti. Dicevamo che c'è un'assenza di prestigio questa sera per il Padova, perché non gioca Alberto Rodriguez, l'allenatore e giocatore della formazione biancoscudata, uno ovviamente dei migliori, colui che ha dato grande qualità a questa squadra. Non gioca per una sciocchezza che ha commesso nel corso del campionato della squadra juniores. È stato espulso e deve quindi scontare una giornata di squalifica. Che combinazione è proprio questa, che coincide quindi con il derby stracittadino. Ma seguiamo da vicino intanto la partita con il Petrarca, che sembra aver iniziato con maggior piglio, maggior cattiveria, mentre vediamo Alberto Rodriguez che passeggia proprio qui sotto la nostra postazione, perché nonostante la squalifica sicuramente si adopererà a dettare alcuni consigli alla sua squadra. Intanto ancora il Petrarca vicinissimo alla marcatura con Bouti, ma riparte il Padova con Carraro. Ancora Carraro, la palla è buona, gol subito del Padova con Carraro che sblocca dopo neanche un minuto e mezzo di gioco, sblocca la partita. Carraro con questa azione di contropiede, dopo che era stato il Petrarca il più incisivo in contropiede. Il Padova è stato lestissimo a proiettarsi in avanti e Carraro con un'azione personale poi ha messo in rete, quindi Padova già in vantaggio. Stefano, si mette bene per i colori biancoscudati nonostante l'assenza di Rodriguez. E dire che aveva iniziato non bene il Padova, 2 falli nel giro di un minuto e mezzo, la doppia parata molto bella di Ballarin, che si conferma uno dei migliori portieri visti fin qui in questo campionato. Aveva iniziato male il Padova, poi alla prima azione contropiede fatto molto bene, difesa del Petrarca rivedibile, gol che fa esplodere il tifo biancoscudato. Eppure la formazione bianconera del Petrarca, che questa sera è schierata con una casacca gialla, era partita, come dicevi te, con maggior piglio, si era resa pericolosa in un paio di occasioni.
E dicevamo che se il Petrarca sta navigando anche in zone piuttosto rischiose della classifica, dovesse perdere anche questo derby, la situazione non sarebbe certamente delle più allegre. Intanto Ballarin, che come sempre si prende gli applausi del proprio pubblico, già protagonista di un paio di interventi interessanti. Gastaldello prova per il Petrarca, viene fermato in rimessa laterale con il tocco di Crepaldi. Gastaldello forse è l'attaccante più pericoloso del Petrarca. Ancora Bouti all'indietro per Bottin, ancora Bottin in possesso di palla, cerca di reagire il Petrarca. Poi c'è l'intervento ottimo da parte di Carraro che impedisce la conclusione alla formazione petrarchina. C'è l'intervento di Crepaldi, si reclama, l'azione era di Mazzucato ma nulla di fatto, gli arbitri dicono che si può proseguire. Gli arbitri, si tratta del signor Laggia di Mestre, il primo arbitro, il secondo assistente invece è Bernini di Este. Ancora il Padova con Crepaldi, c'è un malinteso con Madalosso, recupera ancora Crepaldi che viene attaccato da Botti, molto agonismo in campo, poi libera Gaspari, non colpisce bene la sfera e questa termina in fallo laterale. E come c'era da aspettarsi, la partenza a razzo di questo match con molto agonismo in campo, e ne va tutto vantaggio dello spettacolo. Intanto Bouti ancora per Bottin, ancora Bottin, duettano i due, poi la palla per Mazzucato che prova il tiro da lontano, c'è la ribattuta e poi Ballarin non si fa sorprendere di certo da questo tiro da oltre metà campo da parte di Bottin. Ancora Carraro che cerca di mettere ordine, pallone per Crepaldi, Madalosso, Gaspari il sostituto di Rodriguez per questo match. Ancora Crepaldi, molto bene per Madalosso, è costretto a dare all'indietro per Carraro. Ancora Crepaldi, Madalosso è guizzante ma viene fermato dall'esperienza di Bottin, e allora il portiere Mazzone che prontamente rimette in movimento Gastaldello torna sui propri passi, dà all'indietro per Bottin, ancora per Mazzucato, tenta un dribbling, viene contrastato e poi l'ultimo tocco forse è proprio di Mazzucato. Infatti il secondo arbitro Bernini di Este indica la rimessa da fondo campo. Carraro, Crepaldi ancora, Padova che è in vantaggio di una rete realizzata dal capitano Carraro proprio in avvio di match. Attenzione a questo errore di Gaspari e poi attenzione perché c'è questa iniziativa di Gastaldello che riesce anche a saltare Ballarin, poi in diagonale mette fuori, e qui il Padova ha corso davvero un grosso rischio. Sì, il Petrarca deve abbozzare una reazione, i ritmi sono alti. Stavo osservando che sia Crepaldi che Carraro stanno sopperendo l'assenza di Rodriguez un po' a testa, diciamo, e fanno quello che faceva l'allenatore giocatore spagnolo nelle altre gare. Attenzione. Sì, perché c'era il Petrarca che parte in contropiede, poi c'è un autentico puntone da parte di Bottin con pallone che termina alto, però era il Padova in fase di attacco, azione che non è riuscita. Giustamente dicevi che Crepaldi e Carraro stanno cercando di sopperire all'assenza di Rodriguez, di solito è lui che imbastisce l'azione dalle retrovie, e in questo caso invece i due giocatori più esperti, Crepaldi e Carraro, cercano ovviamente di manovrare con intelligenza. Intanto il Petrarca che può ripartire con Bottin che non trova compagni smarcati, lo trova poi in Gastaldello, ancora Bouti, pallone messo in mezzo, Madalosso chiude bene su Mazzucato, Ballarin può mettere in movimento Crepaldi con tutta calma, poi Carraro potrebbe anche provare il tiro, poi decide invece di dare per Gaspari, ancora Crepaldi, Carraro si libera bene, Carraro poi non trova lo spazio per andare al tiro, c'è la chiusura di Bottin e anche l'uscita del portiere Mazzon. Siamo sull'1-0 per il Padova che prova un attimo ad abbassare i toni del match, trovandosi in vantaggio
Gaspari che mette in gioco, tenta di scodellare al centro per Crepaldi, ma attenzione al contropiede del Petrarca con Mazzucato, chiude bene Carraro, bravissimo sull'iniziativa di Mazzucato. I due giovani del Petrarca, Gastaldello e Mazzucato, piuttosto minacciosi. Poi Bottin, ancora Bouti cerca un dribbling, si infila tra le maglie biancoscudate, ancora Mazzucato, possesso di palla, Petrarca che prova a ripartire, c'è Giaconda alla panchina che si sbraccia per dare indicazioni alla propria squadra. E poi ancora attenzione a Gastaldello, guizzante, viene fermato poi da Gaspari. Arriva intanto anche Mattia Risi, il direttore generale del calcio a 5, ovviamente molto teso come sempre in queste occasioni. Il suo Padova però sta vincendo per 1-0 il derby. Intanto Bouti, poi c'è l'errore proprio di Bottin, ne approfitta Carraro che prova ad andarsene, viene ostacolato, l'arbitro è lì a due passi, dice che non è successo nulla, si può ripartire con questa rimessa laterale di Bouti. Una cosa volevo sottolineare, adesso ancora presso la partita, però un dato statistico: il Padova fin qui, delle 6 partite disputate alla Guizza tra campionato e Coppa, quindi anche le 2 di Coppa Italia, compresa quella col Petrarca in cui formalmente figurava fuori casa proprio come questa, però delle 6 partite disputate finora alla Guizza ne ha vinte 5, quindi qua si può parlare di fattore campo, anche questi tifosi magari possono dare un'arma in più. Ne parlavamo anche la settimana scorsa, in trasferta il Padova deve dare di più, però in casa 5 vittorie su 6 partite, davvero un ottimo ruolino di marcia. Adesso si sta confermando il Padova, anche se è ancora molto lunga la sfida. Attenzione intanto a Mazzucato che prova un'iniziativa e con coraggio spedisce però molto alto. Lo diceva anche Alberto Rodriguez in una delle ultime interviste che abbiamo realizzato, diceva che il pubblico biancoscudato è molto importante e si fa molto sentire qui al Palagozzano, anche in questo caso quando per calendario a giocare in trasferta è proprio il Padova. Intanto Gastaldello in possesso di palla, riparte il Petrarca, Italia Cofi, poi intercetta molto bene Crepaldi con calma, poi entra Vettore, viene contrastato da Bottin, entrato intanto anche Carrossa per il Petrarca. Eccolo qua in possesso di palla proprio in questo momento, cerca lo scambio con Bouti, prova a chiamare Gastaldello che gli viene incontro, poi è costretto a dare l'indietro, ancora Carrossa, si fa vedere la parte opposta Bottin, poi Carrossa cerca un filtrante che non riesce perché c'è l'intervento di Carraro. Padova adesso sulla difensiva deve gestire questo minimo vantaggio ottenuto proprio in apertura di partita con la rete di Carraro. Attenzione a Carrossa che però viene fermato molto bene e qui forse avremo qualcosa da ridire su questo intervento arbitrale. Il primo arbitro Laggia di Mestre che ferma Crepaldi, un intervento che a noi sembrava decisamente sul pallone, protestano un po' tutti anche dalla panchina del Padova. Il fallo c'era, Stefano? Non lo so, discutibile, anche se era molto energico, ha colpito anche le gambe, questo è calcio a 5 non calcio, per cui forse ci può stare, anche se è dubbio. Vediamo intanto calcio di punizione per il Petrarca che proverà uno schema, tutti piazzati, 4 d'attacco, poi c'è la finta Bouti che sbaglia, poi è l'intercetto di Carraro che forse non ha approfittato a sufficienza dell'occasione di andare in contropiede, ma comunque già è stato importante il suo intervento a chiudere su Bouti. Intanto Crepaldi va a prendersi un po' di riposo in panchina, Vettore in possesso di palla, viene affrontato da Carrossa, ancora Vettore, all'indietro poi per Veronese, quindi Gallimberti che non riesce a mantenere la palla in campo. Bouti riparte per il Petrarca, ma sempre minaccioso il Petrarca, poi Carraro che combatte, riesce a strappare la sfera dai piedi del giocatore del Petrarca, poi intervento anche di Carrossa sul lancio in avanti per Vettore. Bottin, Gastaldello
attenzione ai suoi guizzi, giocatore in possesso di dribbling stretto, poi riparte Vettore, poi Veronese e quindi Galimberti, ancora Veronese, Vettore, applausi del pubblico perché il Padova ha provato subito il contrattacco, poi non riuscito, ha pensato bene a mantenere il possesso di palla. C'è un fallo qui, c'è un fallo commesso da Boti, protesta il pubblico perché non salta fuori il cartellino giallo, tutti a chiedere l'ammonizione, ma il secondo arbitro Bernini di Este dice che basta il calcio di punizione senza cartellino giallo. E intanto Carraro che mette la sfera a terra e si appresta alla battuta. Vediamo se il Padova escogiterà qualche schema in zona d'attacco. Intanto Carraro, il tocco poi per Veronese, buona l'iniziativa, cercava al centro Vettore che però era leggermente avanzato rispetto alla linea del pallone, sfuma un'altra opportunità. Intanto c'è una rimessa laterale per il Petrarca, va a riposarsi Gastaldello, attenzione perché il Petrarca ha molti cambi a disposizione, cambi di qualità. Carrossa, poi Boti, eccolo qua, il tocco poi all'indietro ancora per Bottin, mentre attenzione a Veronese, e va a sfiorare l'incrocio dei pali, aveva tutto lo specchio della porta chiuso da Bottin, allora ha pensato bene al tiro di interno destro a giro e ha sfiorato di un niente l'incrocio dei pali. Bravo Veronese in questa occasione, ma Padova che riesce a riconquistare la sfera con Galimberti all'indietro per Carraro, attenzione, viene attaccato da Buonpane, Bottin, il suo tiro e ci mette un piede il portiere Ballarin, ma non serve perché la palla termina ampiamente sul fondo. Ancora Veronese, il lancio lungo, questa volta completamente sbagliato. Adesso il Petrarca che prova il pressing alto. Carrossa, Bottin ancora, sbagliato il suo appoggio, ancora Veronese, Carrossa, Vettore, si lotta assiduamente a centrocampo, poi la respinta lunga, Galimberti che non riesce a agganciare, attenzione a Buonpane, poi il pallone per Carrossa che prova ad infilarsi ma viene fermato da Vettore. Anche i giocatori di pure qualità di attaccanti sono chiamati a chiudere in difesa, infatti come in questo caso Vettore che conquista palla, poi da lì dietro a Carraro che ci mette un po' di esperienza e rallenta il gioco per riordinare le idee. Poi c'è un cambio volante, guardate, proprio con la palla in gioco entra Crepaldi al posto di Vettore, ancora Crepaldi, Carraro, Vettore bravissimo a infilarsi, poi incespica sulla sfera e adesso c'è il contropiede del Petrarca con Carrossa che però sbaglia tutto. Adesso c'è l'opportunità per Vettore, l'uscita del portiere e forse aveva colpito con le mani. Si protesta dalle tribune perché a nostro avviso il portiere ampiamente fuori dall'area di rigore ha deviato con un braccio la sfera sul tentativo di Vettore. Nulla di fatto, si rimane sull'1-0, ma la partita è densissima di azioni da una parte e dall'altra. Intanto Bottin, poi il pallone messo in avanti per Bouti, buono lo scambio ma Vettore intercetta, c'è la possibilità di andarsene, c'è il fallo di Bouti e c'è il secondo e l'arbitro ancora, sì, adesso tira fuori il cartellino giustamente perché ci voleva, secondo fallo di ostruzione di Bouti e quindi era inevitabile l'ammonizione. Calcio di punizione per il Padova e invece c'è un gran fracasso qui sugli spalti. Quanto bello è sentire il pubblico dei biancoscudati. È bello, gasa la squadra e sinceramente io spero che il Padova vada sempre meglio in campionato per arrivare insomma a trascinare sempre più gente, non solo nei derby, anche se bisogna dire che comunque ha sempre avuto un ottimo seguito il Padova. È un consiglio che vi diamo, venite a vedere il calcio a 5 perché c'è sempre da divertirsi i venerdì sera qui al Palagozzano. Intanto Crepaldi si fa intercettare il suo appoggio da Buonpane, Padova quindi che potrà ripartire
con una rimessa laterale. Crepaldi per Madalosso che è rientrato, ancora Crepaldi, è andato a riposarsi Carraro, poi è sbagliato l'appoggio ma Crepaldi intercetta bene, viene avanti ancora Crepaldi, c'è un fallo, si urla dalla tribuna e poi è costretto a mettere fuori K sul pressing di Preatoni. Crepaldi bravissimo anche in questa occasione, poi il tocco per Galimberti, c'è intercetta K, si combatte aspramente a metà campo. Giacon che interviene dalla sua panchina per dare istruzioni ai suoi giocatori del Petrarca. Intanto è rientrato anche Mazzucato, Bouti, poi l'appoggio su Mazzucato che riesce a mantenere il pallone in campo, ancora Mazzucato all'indietro per K, quindi Buonpane, Mazzucato, Buonpane ancora, pallone troppo lungo, Ballarin può controllare, e poi c'è l'appoggio di Crepaldi che colpisce involontariamente Madalosso, riesce a mantenere il possesso di palla, però il Padova è smarcato. Galimberti che potrebbe addirittura provare il tiro e c'è la respinta del portiere Mazzon, riparte il Padova, ma ancora il Padova con Madalosso, pallone troppo lungo, peccato perché Galimberti era riuscito a recuperare una sfera, andare in contropiede, poi ha cercato di servire Madalosso, palla leggermente lunga e Madalosso non ha più trovato lo specchio della porta. Crepaldi, Galimberti, Buonpane intercetta, può ripartire, supera la metà campo, viene attaccato, buono l'intervento, può partire Preatoni, Galimberti e il salvataggio di Mazzon e adesso fioccano le occasioni. Padova che in contropiede davvero micidiale. Andiamo a vedere questo calcio d'angolo, ancora quindi un'opportunità per il Padova con Galimberti, ma intanto Madalosso, Crepaldi, grande prestazione fin qui del Padova, reclama Madalosso perché non gli viene fischiato un fallo a favore. Può ripartire il Petrarca con Mazzucato che trova Bouti, ancora K, quindi Buonpane, K, buon pressing sulla linea di centrocampo da parte del Padova che rende difficile la manovra petrarchina, poi l'intervento di Madalosso che per poco non ne approfittava e Bouti alla fine è costretto a mettere malamente il fallo laterale. Adesso direi che stiamo vedendo davvero un buon Padova. Però c'è da dire una cosa, sì, nonostante il Padova sia in vantaggio, meritatamente sta costruendo azioni da gol, manca l'organizzazione che riesce a dare Rodriguez. Si vede anche la calma che l'allenatore giocatore dà in determinati tipi di azioni ai suoi giocatori, la sua organizzazione di gioco, il suo modo di guidare la squadra in campo, si vede che manca questa leadership al Padova. Rodriguez è sempre Rodriguez, ovviamente è il leader di questa squadra, però lo è anche da bordo campo perché lo vediamo piuttosto intento nel dare consigli ai suoi compagni di squadra. E intanto Rodriguez, ricordiamo che non è della partita perché deve scontare un turno di squalifica. Tanto Bouti, poi K per il Petrarca, Mazzucato affrontato da Madalosso, poi c'è il buon intervento anche da parte di Preatoni che subisce fallo e poi viene in avanti il Petrarca. Attenzione, Bouti, l'ultimo tocco non è il suo, è di un difensore del Padova e quindi ci sarà il calcio d'angolo. Conteggio dei falli, 3 per il Padova, 2 per il Petrarca. E intanto K, apertura ancora per Bouti, da questi a Gastaldello tenta il dribbling, viene attaccato da Crepaldi, poi si scontra con Preatoni, ancora Bouti, Gastaldello, poi Preatoni che va in pressing, molto bene, poi Mazzucato viene in avanti, poi da all'indietro ancora per K, Gastaldello che cerca
spazio dalle retrovie, attenzione, Castaldello viene fermato, poi Preatoni, Mazzucato, pallone poi innocuo che arriva tra le braccia di Ballarin. Allora il Padova può controllare con Madalosso, si fa vedere anche Veronese. Preatoni, ottimo il suo gioco di gambe, poi però non trova lo spazio per andare al tiro. La rimessa è del Petrarca, dice l'arbitro, reclama Preatoni sostenendo che l'ultimo tocco fosse di K, poi lo stesso K viene richiamato. C'è molto nervosismo in campo in questo momento, anche perché il Petrarca vorrebbe trovare subito il pareggio, ma è assai abile il Padova a difendersi, direi con grinta più che con ordine. Intanto K fa girare la sfera su Mazzucato che prova a puntare Madalosso, ancora Mazzucato, poi K, bene Madalosso ad affrontarlo all'altezza del cerchio centrocampo, poi Botti, Mazzucato, attenzione a Mazzucato perché prova e Ballarin ci mette un piede e mette la sfera in calcio d'angolo. Sempre 1-0 per il Padova in questa ottava giornata del campionato di C1, con un Padova che vincendo cambierebbe davvero volto al proprio campionato, puntando alle zone alte della classifica, perché con i 10 punti attuali più i 3 dell'eventuale vittoria il Padova andrebbe proprio ad accorciare le distanze dalle grandi pretendenti di questo torneo, che sono Megel di Piove di Sacco e Sporting Castello, rispettivamente seconda e prima in classifica. Intanto Preatoni, c'è un fallo commesso da K, un'entrata un po' decisa, poi esce Veronese e rientra Capitan Carraro. Crepaldi, quindi Madalosso affrontato da Bouti, Madalosso prova finta contro finta, poi all'indietro per Crepaldi, controllo bene, poi no, perde palla, attenzione, 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 la risposta di Ballarin sulla conclusione di Castaldello. Ancora Boiti, ancora Petrarca, quindi in fase d'attacco, ancora una volta Ballarin si dimostra davvero uno dei migliori portieri del campionato. Intanto Preatoni che attacca irregolarmente K, ne scaturisce un calcio di punizione a favore del Petrarca adesso che si sta veramente facendo minaccioso. Ancora un grande Ballarin per completare quello che dicevamo prima. Al Padova manca Rodriguez, punto di riferimento, invece il Petrarca è ancora privo di Daniele Turiaco. Daniele Turiaco è stato il grande acquisto del mercato estivo del Petrarca, anzi è arrivato a settembre inoltrato, un giocatore che ha giocato, pensate, attenzione, la parata qua di Ballarin, dicevo un giocatore che vanta addirittura una presenza nazionale maggiore, ha giocato diverse stagioni in Serie A, è stato il grande acquisto del Petrarca, ma fin qui è stato frenato da un infortunio. E intanto c'è un'altra ammonizione per il Petrarca, si tratta di Castaldello, che adesso si attarda anche nelle proteste. L'arbitro Laggia lo richiama più volte e gli estrae il cartellino giallo. Molta vivacità in campo, c'è un time out che viene chiesto proprio dal Padova, giusto per respirare, ma soprattutto per riordinare un po' le idee. Ecco, io dicevo Padova che dopo il vantaggio si sa difendere più con grinta che con ordine, ma per il momento è abbastanza efficace. Sì, merita questo 1-0, dicevamo prima manca l'organizzazione di Rodriguez, è un derby che comunque si gioca sui nervi, ogni tanto la partita è tesa, c'è stata qualche scaramuccia in campo, per il momento non sta degenerando. Padova che merita, però sappiamo che anche quando va in vantaggio 3-0 non chiude le partite, figuriamoci 1-0. Per chiudere la panoramica sul campionato, ne parlavamo anche nelle pre-partite, il Padova adesso affronta il Petrarca, che è una formazione che le sta dietro in classifica, poi deve affrontare altre due formazioni che le stanno dietro in classifica, come lo Sporting Altamarca e il Vigo Real, ultimo già battuto in Coppa, e deve affrontare anche la prima in classifica Sporting Castello. Però a parte questo impegno il calendario sembrerebbe favorevole agli uomini di Rodriguez e quindi il Padova potrebbe anche accelerare da qui a fine anno.
è quello che dicevamo, infatti potrebbe cambiare faccia al proprio campionato. E intanto vediamo Madalosso che lascia il compito della battuta a Crepaldi, questa volta è sbagliato però, intercetta Gastaldello, ancora Crepaldi che va in pressing, ancora Crepaldi ci mette un piede, l'ultimo tocco è suo ma la sfera finisce tra le mani del portiere Mazzon. Poi c'è un batti e ribatti con Carraro, Bouti per la rimessa in gioco, poi Bottin, attenzione a Gastaldello nella sua posizione ideale, viene affrontato da ben 3 giocatori biancoscudati, poi ancora Gastaldello che recupera il pallone, Mazzucato si combatte a metà campo, poi ancora Madalosso che recupera, Mazzucato all'indietro per Bottin che fa girare su Bouti, c'è il tocco da parte di Galimberti, la rimessa ancora del Petrarca, ci avviciniamo alla conclusione di questo primo tempo, siamo sull'1-0 per i biancoscudati, lo scambio dei giocatori in casacca gialla che non riesce e quindi Ballarin che fa respirare i propri compagni di squadra recuperando la sfera e affidandola tra i piedi di Crepaldi che scambia con Carraro. Crepaldi e Carraro, come dicevamo, chiamati a una prestazione super questa sera. Eccolo qua Madalosso che si stava per girare bene, poi tocca male, era quasi riuscito a liberarsi del diretto avversario Gastaldello, ma allora guadagna una rimessa all'indietro per Carraro, pallone messo al centro dove intercetta Boti, può ripartire il Petrarca, Bottin, attenzione a Gastaldello, lo scambio con Bouti e poi Mazzucato, ancora Bottin, ancora Bouti, poi tenta un tunnel, ci riesce ma ancora lui, possesso di palla e poi Ballarin si allarga come può e riesce ancora una volta a metterci una pezza, a sventare un'altra minaccia. Padova quindi rimane in vantaggio, però attenzione perché il Petrarca adesso sta veramente premendo e si sta rendendo pericoloso. Buona questa azione di Crepaldi, anzi di Galimberti, che poi si vede fischiare un fallo contro quando forse il fallo l'aveva subito. Riparte allora il Petrarca, il tocco di Carraro, rimessa ancora per i giocatori bianconeri in casacca gialla e quindi Bottin, ancora Bouti cerca di far girare, pallone sbagliato, poi Carraro che tentava di servire Madalosso, ma ci guadagna il Padova da questa azione perché il pallone va in fallo laterale sulla respinta di Bottin. Sempre 1-0, lo ricordiamo, partita però molto accesa e interessante. Intanto Madalosso prova la conclusione in diagonale, c'è il portiere Mazzon ben appostato, riesce a bloccare Bouti, il lancio lungo che non riesce perché trova la schiena di Madalosso e quindi Bouti ancora lui, quindi Gastaldello si gira bene per Mazzucato, contrastato da Carraro, ancora Gastaldello tenta il dribbling, attenzione e qui è bravissimo ancora una volta Ballarin che poi si arrabbia con Bouti che forse ha tentato una simulazione sull'uscita del portierone bianco scudato, ma bravissimo il numero 1 del Padova ancora una volta a sventare questa minaccia, tuffandosi tra i piedi di Bouti e smanacciando in fallo laterale. Adesso finisce il primo tempo proprio in questo momento, risultato 1-0, ma restate a seguire questa partita perché nella ripresa ci sarà da divertirsi ancora di più. Partita intanto sui binari che favoriscono i biancoscudati, ma staremo a vedere come andrà a finire questo primo derby di campionato fra Petrarca e Padova Calcio a 5. A fra pochissimo. Secondo tempo di Petrarca Padova Calcio a 5, risultato dopo la prima mezz'ora di gioco: Padova 1, Petrarca 0. Un derbissimo questo, molto sentito in città, e lo testimonia anche la presenza di un folto pubblico qui sugli spalti del Palagozzano.
ma molto sentito anche perché, come dicevamo nel corso della prima frazione, il Padova con una vittoria cambierebbe molto il proprio campionato lanciandosi nelle zone alte della classifica. Il Petrarca invece sta cercando il successo non solo per il prestigio ma anche per risollevarsi dalle zone basse della classifica. Attenzione intanto perché il Petrarca adesso è partito subito a sprombattuto, si lotta assiduamente, poi Carraro non riesce a controllare il pallone che termina fuori, ancora Petrarca. Lo scambio poi con la rimessa che questa volta aspetterà la formazione in casacca bianca del Padova. Ne approfittiamo per ricordarvi la classifica che vede al comando lo Sporting Castello con 18 punti, poi il Megel di Piave di Sacco con 16, Miti Vicinalis con 15, Atletico Bassano 14, Campo San Piero Gifema 12 e poi c'è il Padova con gli United Bassano e il Futsal Cornedo a quota 10, quindi l'alta marca con 9, il Petrarca 4, Scaligera 3 e Vigore al fanalino di coda con un solo punto. Ancora il lancio in avanti, poi l'intervento di Galimberti che in scivolata riesce ad allontanare il pallone, poi ancora Bouti per il Petrarca, il tocco in direzione di Scarpulla, poi Bottin, adesso Giacon, il tecnico del Petrarca, le sta provando un po' tutte, inserendo anche giocatori impiegati meno nel primo tempo. Eccolo qua Scarpulla all'indietro per Bottin, il passaggio però è sbagliato, tentava di servire in profondità Botti, il quale invece gli era a fianco e quindi non poteva certo arrivare su questo pallone. Crepaldi non ha fretta, serve il compagno di reparto Carraro, poi ancora Crepaldi, scodella il pallone in avanti, Vettore che cerca di difenderlo, viene attaccato, guadagna una rimessa. Vettore ancora all'indietro per Carraro, quindi Crepaldi che si allarga sulla sinistra questa volta, prova il Diemi, Crepaldi, una bomba di sinistro e una grande parata di Mazzon, quindi Padova vicinissimo al raddoppio, ma questa volta bravissimo Crepaldi nel dribbling e poi nel suo tiro secco di sinistro, altrettanto bravo però l'estremo difensore del Petrarca. Carraro dall'angolo prova a mettere un pallone a parte opposta dove controlla bene Crepaldi che poi tentava di far filtrare il pallone ancora per Carraro, conquista Scarpulla la sfera e poi il gioco che viene indirizzato nel settore dove manovra Mazzucato, quindi Bouti, ancora Bottin, Scarpulla, ancora Scarpulla, tenta un dribbling, controlla male, si trascina il pallone oltre la linea di laterale e quindi Crepaldi che può ripartire. Carraro, Vettore, Galimberti, buono lo scambio, non riuscito però, ma riconquista subito il pallone Carraro e buono il servizio per Vettore che si stava infilando nelle maglie gialle e si apprestava proprio alla battuta in porta. Intervenuto in extremis il capitano petrarchino Bottin, ancora un angolo per Carraro che mette giù il pallone e poi tocco per Vettore, tiro al volo, palla però sul fondo. Bottin ancora per il Petrarca, Bouti, sbagliato l'appoggio e allora all'indietro per Ballarin che serve subito in avanti, Vettore che manca l'aggancio, poteva essere un'opportunità per andare in contropiede, non riuscita. Mazzucato viene a prendersi il pallone all'altezza della propria difesa, poi affida la sfera a Bottin, ancora Bottin nello scambio con Scarpulla, pallone che termina però fuori. Petrarca che la sta mettendo un po' sul piano fisico, parlo ovviamente con Stefano Volpe qui a fianco a me per il commento tecnico. Petrarca che la sta mettendo più sul piano fisico che non sulla tecnica o sugli schemi. Petrarca che finora non è riuscito, secondo me, a sfruttare i contropiedi. Il Padova ha segnato un gol sul contropiede, ha avuto altre opportunità,
È brava la formazione biancoscudata a chiudersi subito quando perde palla in fase d'attacco, e quindi per il momento sta rischiando poco. Certo che il punteggio di 1-0 è molto in bilico, adesso vediamo, un gol potrebbe far ravvivare una gara che fino adesso in questo secondo tempo non sta dando grandissime emozioni. Infatti il secondo tempo che vede il Padova più guardingo, che si difende questa volta con un più ordine, mentre il Petrarca tenta di metterla sul piano fisico, sull'agonismo, con poche idee lucide a nostro avviso. E allora vedete che Carraro e Crepaldi, i più esperti della squadra, che devono sopperire anche all'assenza dell'allenatore giocatore Rodriguez, squalificato per un turno. Poi Crepaldi, Carraro viene attaccato da Bottin e poi non riesce più a raggiungere il pallone. Viene richiamato anche dall'arbitro Bottin perché ha scaraventato con violenza la sfera contro il muro di fondo campo. Un po' nervosi i giocatori del Petrarca, ne approfittano quelli del Padova per gestire con ordine. Adesso Carraro ha tentato con un pallonetto di mettere in movimento Crepaldi. Bouti da Mazzucato a Bottin, quindi Gastaldello che punta l'avversario come sempre. Attenzione a Bouti, Gastaldello, buona la sua finta ma non ci casca Vettore, che riesce a metterci un piede a fermare l'attaccante petrarchino. Poi ancora per Mazzucato che prova il tiro da lontano, la ribattuta è di Crepaldi. Bottin fa girare su Bouti, ancora lo scambio, reclamano per un fallo di mano, poi c'è un fallo su Galimberti che stava andando in contropiede, il fallo di Gastaldello, il quale reclama con l'arbitro per un presunto fallo di mano commesso proprio dallo stesso Galimberti. Giacon che raccomanda la calma ai suoi giocatori, li vede troppo nervosi evidentemente, tanto bisogna provvedere ad asciugare il terreno di gioco. Quindi entra l'addetto dalla panchina del Petrarca, perché ricordiamo che questo derby si gioca sia al Palagozzano ma in casa del Petrarca, così come era stato nel derby di Coppa Italia, si giocava in casa del Petrarca. Anche allora, eravamo a settembre, vinse anche in quell'occasione il Padova, un match piuttosto combattuto. Intanto Galimberti prova a ripartire, viene subito attaccato Carraro, ancora Galimberti, si gira bene, poi viene fermato Galimberti che poi viene spinto da Bouti, e infatti il secondo arbitro è lì a 2 passi, se ne accorge. Decreta la punizione per la formazione biancoscudata, con Crepaldi e Carraro che raccomandano ai compagni di squadra di rallentare il gioco, non essere troppo frettolosi. C'è da guadagnare tempo, avvicinarsi il più possibile alla conclusione del match, però l'1-0 è troppo poco fino a questo momento, e quindi siamo già abituati in altre occasioni a vedere capovolgimenti di fronte. Intanto Vettore controlla, dà all'indietro, ancora per Crepaldi, tra i grandi protagonisti come sempre. Poi Carraro, Crepaldi si libera bene sull'attacco di Gastaldello, poi è costretto a retrocedere, a dare ancora a Carraro, quindi Vettore si smarca Crepaldi, riceve, poi il tocco ancora all'indietro per Vettore, bene per Galimberti, quindi Carraro si libera bene di un avversario, poi conquista una rimessa laterale. Sì, ci sembra proprio che Crepaldi e Carraro abbiano questa intenzione: rallentiamo il gioco, cerchiamo di giocarcela, andiamo avanti con ordine. Sì, infatti, come dicevamo prima, manca ancora l'esperienza di Rodriguez, che poi rende anche un po' più liberi Crepaldi e Carraro anche degli inserimenti offensivi. Adesso entrambi sono molto guardinghi e cercano di non scoprirsi, anche perché Crepaldi ormai l'abbiamo conosciuto, ha buone doti di realizzazione
ha realizzato parecchi gol in questo campionato e anche decisivi, e per il momento è costretto un po' a un ruolo non suo, quello di fare da guardiano della parte bassa della difesa. Intanto Gastaldello per Bouty, l'intervento vedete ancora di Crepaldi che si sacrifica in questo ruolo di interdizione, quindi Mazzucato, Botin, Bouty è il quintetto base del Petrarca. Questo per Mazzucato, ancora nulla di fatto, pallone troppo lungo, e allora anche Ballarin si concede una piccola pausa recuperando la sfera con molta calma, e quindi Crepaldi, Carraro, buono lo scambio? No, perché non ha seguito l'azione Madalosso che si era spostato dalla parte opposta. Allora Bouty, sbagliato l'appoggio in direzione di Gastaldello che si arrabbia anche con il compagno per un servizio non preciso. Attenzione adesso a Veronese che è entrato, può servire Madalosso, viene attaccato, ancora Veronese, Crepaldi tutto solo, ha spazio di fronte a sé, può controllare con calma. Veronese supera la linea di centrocampo, poi prova a puntare, Carraro, ancora Crepaldi, intelligente la manovra dei due giocatori del Padova, Crepaldi e Carraro, che adesso Carraro il capitano che va a rifiatare in panchina. Al suo posto rientra Gaspari, e quindi Gastaldello per Botin, poi Bouty, Gastaldello ancora all'indietro, Botin si fa vedere Scarpulla, ma non ci sono sbocchi per i petrarchini che fanno sì girare il pallone anche con una certa difficoltà, ma si chiude bene il Padova, non dà spazi. Vediamo Botin che si trascina il pallone oltre la linea laterale, nulla di fatto, non è valido questo tiro in porta sia pur controllato da Ballarin. Meno bello questo secondo tempo, forse anche perché adesso a questo punto il Padova tira più a campare, puntando su questo misero vantaggio, e spera di avvicinarsi il più presto possibile al termine dell'incontro. Certo che 1-0 nel calcio 5 è un po' strano. Sì, è strano, e soprattutto non è una delle migliori tattiche possibili, anche se comunque capiamo il Padova. Il primo tempo, soprattutto la parte iniziale, è stata giocata a ritmi molto alti, quindi magari Padova non vuole nemmeno stancarsi troppo. Ricordiamo i tanti gol presi nel finale di tempo in altre partite viste qui alla Guizza, per cui da parte del Padova insomma capiamo la tecnica di voler anche aspettare il Petrarca, vedere come gioca, vedere se fra un po' farà anche entrare il portiere di movimento, anche se con l'1-0 comunque il Petrarca può continuare a giocarsela così, però in fase offensiva deve fare qualcosa di più sicuramente la formazione petrarchina, perché anche in questo secondo tempo si è fatta vedere poco, tanti errori d'appoggio, e quindi partita in questa ripresa poco spettacolare. Come in questo caso Botin nel suo appoggio sbagliato, e che ha fatto arrabbiare Diego Giacon dalla panchina. Intanto Gaspari che dà all'indietro, fa girare bene il Padova e fa correre soprattutto gli avversari. Poi c'è l'intervento e poi Madalosso, e per due volte Gastaldello impedisce che la sfera arrivi tra i piedi di Veronese. Poi ancora Gaspari che lotta, riesce a conquistare il pallone che però è uscito, dice il secondo arbitro Bernini di Este. Ricordiamo che il primo arbitro invece è Laggia di Mestre. Quindi Scarpulla per il Petrarca, lo scambio con Gastaldello. Adesso è Bouty, si stringono le maglie del Petrarca, attenzione però a Bouty, attenzione a Gastaldello, e ancora una volta Ballarin che gioisce quasi avesse realizzato un gol. Parata ancora una volta decisiva del porterone biancoscudato sul tiro di Gastaldello, e poi Bouty che prova ancora per il Petrarca. Eccolo qua Gastaldello, dicevamo attaccante molto pericoloso perché in possesso di un guizzo davvero importante e di buona tecnica, come nel caso di poco fa quando ha messo davvero a repentaglio la porta bianco scudata, ma ci ha pensato ancora una volta Ballarin.
e poi il Padova che prova a venire in avanti ancora con Gaspari, però vedete si punta molto a far girare la sfera. Eccolo qua Galimberti all'indietro ancora per Veronese e quindi Gaspari viene attaccato, sbaglia l'appoggio, può ripartire il Petrarca ma tarda nella rimessa e quindi il Padova si chiude. Bouti, attenzione, potrebbe andare al tiro, Ballarin controlla, non tocca, infatti lo indica con ampi gesti all'arbitro. E poi è il Padova che può ripartire, però attenzione perché si è addormentata la difesa del Petrarca. Il tocco di K che ferma questo tentativo di Galimberti, poi Veronese, ancora Galimberti, Madalosso potrebbe puntare, Galimberti la deviazione e poi la parata del portiere Mazzon. Applausi e trombe che suonano qui in gradinata al Palagozzano. Padova che tiene il vantaggio per il momento 1-0, ma la partita è ancora lunghissima e soprattutto molto difficile. Sbaglia Gastadello questa volta, sbaglia anche però Gaspari a intestardirsi in questo dribbling. Attenzione a Scarpulla, pallone al centro, ci mette una pezza Veronese, bravissimo Veronese. Ancora Petrarca che non si dà per vinto, le prova tutte, però il Padova sta adottando una tattica in fase di chiusura molto intelligente e anche redditizia, perché chiude ogni varco. Scarpulla che invita i suoi ad andare in avanti, approfitta invece il Padova per salire e chiudere ogni spazio, viene colpito alla nuca Veronese, rimane a terra colpito, si rialza, nulla di grave, si può riprendere. Scarpulla alla rimessa laterale, il tocco poi per Carrossa, scusate, Carrossa che non controlla il passaggio di K e quindi Veronese, Galimberti, Carraro, poi è bravo qui, è bravissimo, ottima azione di Veronese che si era liberato, viene fermato fallosamente da K che si becca anche un cartellino giallo. Qui Veronese si era liberato molto bene con un guizzo, si apprestava ad andare verso la porta avversaria ma K non ha voluto rischiare, l'ha messo giù. Madalosso sul pallone, Padova adesso che controlla ancora con Galimberti, quindi Veronese forse poteva provare il tiro, ci ha pensato troppo, allora Carraro, buona l'apertura su Galimberti per Madalosso, ancora Veronese all'indietro, bravi applausi scroscianti che arrivano dalla tribuna e poi Madalosso, Carraro, Madalosso, gol! Spettacolare azione di contropiede del Padova con Madalosso che ha conquistato la sfera, ha scambiato con Carraro e Carraro bravissimo solo davanti al portiere, ha pensato di ritornare la sfera su Madalosso che da pochi passi ha messo dentro e adesso il 2-0 è davvero importante per l'esito finale del match. C'è un time out e io ne approfitto per sentire Stefano Volpe. Questo 2-0 potrebbe essere davvero la svolta di questo match. Può essere la svolta di questo match perché potremo assistere a 10 minuti divertenti. Il cronometro adesso si è fermato a 19 minuti e 11 secondi per questo time out, quindi gli ultimi 10 minuti e spiccioli di secondo tempo possono essere divertenti perché adesso vedremo, il Petrarca potrà provare il portiere di movimento, anche perché fino a questo momento in 5 contro 5, in 4 contro 4 diciamo di giocatori di movimento, il Petrarca ha fatto pochino anche in questo secondo tempo, che era chiamata a attaccare, tanti errori, poche idee, per cui magari col portiere di movimento potrebbe fare qualcosa di più, adesso vedremo, e magari il Padova può avere anche spazi per andare in contropiede. Io direi che
finalizzata molto bene questa azione da Maddalosso, che ha avviato e concluso il contropiede, è andato a segnare un gol che per un giovane giocatore come lui, perché Maddalosso classe 98, ha compiuto da poco 17 anni, insomma per un giovane giocatore come lui fa sicuramente morale. 2-0, il pubblico che si scalda tantissimo e si alza l'urlo Padova Padova per questo raddoppio della formazione bianco-scudata, che potrebbe porre una seria ipoteca sulla vittoria finale. Ci aspettiamo ovviamente l'innesto del portiere di movimento da parte del Petrarca in questi ultimi minuti di gioco, nel tentativo disperato di recuperare questo match, ma attenzione intanto a Maddalosso che recupera ancora un pallone per Carraro, e il tiro che finisce di poco fuori. Ma Padova adesso che sta adottando forse la tattica migliore, quella di aspettare il Petrarca chiudendo ogni varco per ripartire in contropiede, ed è proprio così che ne è scaturito il gol del raddoppio. E intanto Gastaldello si libera bene, attenzione a Gastaldello che mette al centro, ma Carraro è lì, e poi c'è l'appoggio per Galimberti, l'uscita del portiere che con il petto riesce a respingere ancora Galimberti. C'è un batti e ribatti, poi il pallone che termina fuori, ma adesso potrebbero fioccare le opportunità per il Padova, perché in contropiede trova molti spazi, e infatti vedete ancora una volta che c'è un lancio in avanti per Maddalosso. Petrarca però che non si dà per vinto, viene in avanti con Gastaldello, appoggio sbagliato in direzione di Bouti, è molto arrabbiato Diego Giacò in panchina. Poi c'è un intervento a recuperare il pallone a parte del Petrarca. Gastaldello ancora cambia gioco dalla parte opposta, K, troppo lungo però per Carrossa, nulla di fatto, tutto a vantaggio del Padova. Situazione falli, il Petrarca a quota 3, il Padova a quota 2, siamo ancora lontani quindi dalla possibilità dei tiri liberi. Maddalosso si appresta a rimettere in gioco per Galimberti, autore di un'ottima prestazione, e intanto Maddalosso, l'uscita valanga del portiere Mazzon, che ferma ancora una volta un'incursione di Maddalosso, che ha ritrovato il gol e adesso va a respirare in panchina. Bravissimo Matteo Maddalosso questa sera, che ha ritrovato la via della rete dopo un buon avvio di campionato. Era un po' a digiuno negli ultimi match, ma il suo gol potrebbe essere decisivo in questa sfida, in questo primo derby di campionato fra Petrarca e Padova. Intanto ancora Gastaldello che prova nell'azione personale, ma si stringono bene le maglie biancoscudate. Poi Bouti, ancora Bouti, viene attaccato, recupera il pallone Preatoni, Carraro, tutto regolare, poi il lancio di Carraro che cercava di servire ancora Preatoni. Carrossa per il Petrarca, K, Bouti fermato, pallone che va in fallo laterale, la rimessa aspetterà il Padova. Beh, direi che a questo punto lo possiamo definire ineccepibile la prova del Padova, che pur lamentando un'assenza importante come quella di Rodriguez ha saputo gestire al meglio questo match. Preatoni che poteva forse tirare, e quindi Carraro. Galimberti, ottima la sua prestazione del numero 6 biancoscudato, ma riparte Bouti, attenzione perché un gol del Petrarca potrebbe riaprire il match, e c'è intanto l'ultimo tocco di Carraro per un calcio d'angolo a favore del Petrarca. Petrarca, società dal passato blasonato, e poi c'è un tiro altissimo a parte di K. Tra i fischi del pubblico di fede biancoscudata, dicevamo del Petrarca che ha un passato, un trascorso storico blasonato,
militato anche in Serie A, poi è finita in C1 per il cambio societario, per diverse vicissitudini. E attenzione intanto a Crepaldi, un tiro in diagonale, non lo tocca nessuno, c'era lì Preatoni. Intanto K, ecco qua, entra il portiere di movimento, si tratta di Bouti che indossa la maglia del portiere di movimento. Adesso sono in 5 ad attaccare quelli del Petrarca. Vediamo Carrossa, Bouti, ma bravissimi i 4 di movimento del Padova a chiudersi. Un gran lavoro sul piano atletico a parte dei giocatori biancoscudati. Intanto Bottin, attenzione, Carraro conquista il pallone, la porta è vuota. Carraro forse avrebbe fatto bene a gettare il pallone alla parte opposta. E poi Carrossa, attenzione adesso a K, poi ancora Carrossa, pallone buono per Castaldello e ancora una volta è il migliore in campo Ballarin, ancora una volta il portierone biancoscudato, così l'abbiamo battezzato ormai dall'inizio del campionato, dice di qua non si passa. Attenzione però a non distrarsi perché il Petrarca insiste. Bouti, Carrossa, ancora portiere di movimento per il Petrarca, quindi un tiro cross da parte di K, il tocco di Ballarin, quindi ci sarà calcio d'angolo. Pallone all'indietro ancora per Carrossa, c'è da questa parte libero Bottin, però gran lavoro anche da parte di Preatoni che va a chiudere. Madalosso, poi il tiro e gol. Attenzione al gol del Petrarca con Carrossa, questa volta è stato sorpreso il portiere Ballarin da questo tiro di Carrossa e qui adesso si riapre la partita. Come sempre ormai siamo abituati, si tratta di soffrire fino alla fine. 2-1 quindi il risultato. E qui adesso come sempre Stefano non c'è un venerdì che ce ne andiamo a casa tranquilli, dobbiamo per forza soffrire fino all'ultimo istante. Assolutamente incredibile, perché poi l'andamento delle partite è sempre diverso, però del risultato mai. Attenzione, attenzione, Preatoni e poi Mazzon che ci mette ancora una volta e va a chiudere. Adesso la porta è vuota perché è entrato il portiere di movimento e poi c'è un fallo commesso da Castaldello, si reclama, attenzione, la porta era vuota e c'è l'ammonizione per Castaldello che è la seconda ammonizione e quindi viene espulso. Cartellino rosso per Castaldello, esultanza tra i tifosi biancoscudati mentre protestano quelli petrarchini e qui forse vediamo molto arrabbiati i giocatori del Petrarca. Allora, c'era o non c'era questo secondo cartellino? Ne approfittiamo visto anche che è stato chiamato un time out. A mio avviso sì. Sì, a termine di regolamento sì. L'arbitro è stato molto fiscale, ha nervosito il giocatore del Petrarca e il pubblico. Sì, c'era perché insomma è stata ostruzione, si è messo davanti. Magari in questi casi gli arbitri chiudono un occhio, non l'ha fatto, fiscale, cartellino rosso, brutta mazzata per il Petrarca che adesso dovrà giocare in 10 credo fino a fine partita. Siamo sul 2-1. Scusami, volevo dire in 4 ovviamente, siamo in calcio a 5. Certo, siamo sul 2-1 per il Padova, ancora poche battute prima della fine di questo match che veramente è stato vibrante dall'inizio alla fine, giocato su un piano agonistico davvero elevato. Il conto dei falli, vediamo che un po' tutti stanno controllando i falli e il Petrarca è a quota 4, il Padova a quota 2, quindi se il Petrarca commette un altro fallo poi dovrà subire anche i tiri liberi, quindi sono molto arrabbiati in panchina al Petrarca, tutti che continuano a reclamare ancora in direzione dell'arbitro. 2 minuti e mezzo alla fine, mi dice Stefano Volpe qui a fianco a me. Intanto Carraro che manovra, adesso il Padova deve guadagnare tempo e secondi preziosi.
ancora Crepaldi, Carraro, attenzione a perdere palla, ma il Padova è in superiorità numerica. Carraro, ancora Galimberti, quindi Carraro fa girare intelligentemente la sfera, poi Madalosso, ancora Crepaldi. Carraro non pensa al tiro, pensa invece a far girare la sfera, poi ancora Carraro, Crepaldi, ancora 2 minuti di recupero chiamati adesso e poi Galimberti, gol di Galimberti, e qui si decide la partita. Galimberti porta sul 3-1 le sorti per il Padova, grandi festeggiamenti per Galimberti che ha realizzato da terra questo terzo gol, e qui stavolta possiamo dirlo, anche perché gli arbitri avevano appena chiamato i 2 minuti di recupero e quindi possiamo dirlo, il Padova ormai ce l'ha fatta. Sì, adesso come succede nel calcio a 5, quando la squadra in superiorità numerica segna, automaticamente ritorna in 5 uomini la squadra avversaria, però 3-1 dovrebbe essere tranquillo il Padova, non si può mai dire niente. Portiere di movimento in fase offensiva per il Petrarca, attenzione. Ancora Mazzon che lascia il campo e da questa volta il portiere di movimento che è Carrossa, eccolo qua, Carrossa in possesso di palla, adesso il Petrarca di nuovo in 5 attaccanti. Vediamo Carrossa, prova il tiro lontano, la deviazione di Ballarin che solo una volta si è lasciato sorprendere, ma ancora Bottin, prova da distante, c'è la deviazione, ma ormai sono pronti a festeggiare i tifosi biancoscudati, piuttosto rumorosi qui sulle gradinate del Palagozzano. Ancora Botti Carrossa all'indietro per Bottin, quindi Mazzucato che prova il tiro, c'è la respinta di un grande veronese e qui finisce la partita. Il Padova vince il derby di campionato 3-1 per il Padova, mentre vediamo sconsolati i giocatori del Petrarca e anche piuttosto arrabbiati, ma nulla toglie i meriti dei biancoscudati che vincono un derby bellissimo, ma soprattutto combattutissimo, giocato ad altissimi livelli agonistici. E qui a questo punto il Padova che sale a quota 13 in classifica, avvicinandosi alle zone alte della graduatoria, potrebbe davvero cambiare il campionato. E allora l'invito è ancora una volta a tutti coloro che ci seguono su Calcio Padova TV: venite a vedere da vicino qui a Palagozzano le partite di campionato del Padova Calcio a 5, perché c'è sempre da divertirsi e soprattutto c'è tanto spettacolo. Padova quindi che vince il derby 3-1, grazie a Stefano Volpe per avermi assistito nel corso del match, e adesso è il momento del trionfo per la formazione biancoscudata, tutto in piedi il pubblico di fede padovana, mentre se ne vanno anche piuttosto innervositi i giocatori del Petrarca. Eccola qui la festa dei giocatori del Padova che vince 3-1 il derby. Grazie a tutti voi e seguiteci su Calcio Padova TV.